Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, e allora ti chiedo subito, è tutto ok per l'audio? Mi sentite e vedete la condivisione schermo, vero? Tutto benissimo, sì. Perfetto, grazie mille. Allora, un grandissimo buongiorno a tutti voi, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora, a proposito di libertà, vorremmo finalmente essere liberi, no, da queste guerre che insanguinano il mondo, e vorremmo essere liberi soprattutto dal conflitto russo-ucraino che è proprio alle porte dell'Europa, e sappiamo tutti gli sforzi che sta compiendo il presidente Trump per il raggiungimento di questa pace. E ieri infatti il vice premier Matteo Salvini si è posto proprio la seguente domanda, e cioè: l'invio di altre armi avvicina o allontana la pace? Ha risposto poi a questa domanda Matteo Salvini, affermando proprio: la risposta mi sembra evidente, ci sono tavoli aperti e alla domanda su cosa debba cedere l'Ucraina ovviamente non può rispondere il diretto interessato, lui stesso, ma è l'Ucraina stessa. E questo ovviamente è un monito proprio per questi negoziati che si stanno tenendo. Ma durante poi la rassegna stampa di oggi sentirete anche l'intervista che ieri me e Matteo De Sio, sapete, conduttore su Radio Libertà per Te la rido io l'America, lunedì mattina, ecco l'intervista che ieri abbiamo registrato sul tema della remigrazione, parlando proprio con Max Ferrari, già direttore di Telepadania e come sapete si è occupato già da tanto tempo, ecco, di questo tema. E poi ovviamente, siccome le vostre opinioni sono sempre fondamentali, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi, potete sempre intervenire quindi chiamando allo 029294 7222 3 volte 2 finale, oppure potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sempre sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Potete mandare anche i vostri messaggi, quindi al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. E poi vi ricordo sempre le nostre coordinate, quindi potete seguirci ovviamente dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet sempre aggiornato, quindi www.radiolibertà.net, e poi naturalmente sia dal canale YouTube che dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android. E poi il consueto invito che vi rivolgo sempre, che voglio rinnovarvi: se siete stufi di questo panorama mediatico in cui spadroneggia il politicamente corretto, questo l'abbiamo detto anche ieri con il nostro ospite, con Max Ferrari, perché effettivamente è un panorama mediatico da questo punto di vista desolante, no, con un coro unico, un pensiero unico. Allora quindi abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, davvero basta pochissimo per aiutare una radio che è sempre un unicum, e quindi andate sulle sezioni abbonati e dona ora e quindi dal nostro nuovo sito internet, e potete così contribuire a questo nostro lavoro editoriale. Allora, avete visto la prima pagina della Verità qui condivisa per quello che è successo, cioè che i cosiddetti pacifisti, quelli che si schierano sempre contro le guerre, sono pronti a protestare, no, contro Israele, eccetera, i pacifisti della CGIL che hanno picchiato, malmenato altri lavoratori. A Genova 20 incappucciati con le felpe della FIOM rincorrono e pestano 4 dirigenti sindacali della UILM, colpevoli di non aver scioperato giovedì. È il segretario della UIL che interviene: bombardieri, così si rasenta il terrorismo. Quindi questi sarebbero appunto i pacifisti che si macchiano appunto di questi atti proprio squadristici da terroristi. Landini è contro la guerra, ma non condanna le botte, perché poi sentirete insomma l'arrampicata sugli specchi per giustificare, non tanto per giustificare, però comunque per minimizzare il fatto, ridimensionarlo. E poi invece l'editoriale di Belpietro su questo gravissimo caso che ancora una volta ci fa riflettere, no, sulla nostra giustizia, la mala giustizia, e i cittadini effettivamente poi rimangono sbigottiti, no, di fronte a queste sentenze che cozzano con il buon senso, con il senso comune. Ai rapinatori uccisi danno 1.000.000, ai morti per rapina soltanto spicci. Quindi ai familiari di Pietro Raccagni, macellaio bresciano che è stato assassinato da una banda di rapinatori entrata di notte in casa sua, i giudici hanno concesso un risarcimento di 7.000 euro. Invece quelli di Giovanni Veronesi, gioielliere massacrato con 42 colpi di cacciavite da un malvivente, pensate, sono qui. Andiamo un attimo a pagina 3, poi ovviamente ritorniamo
in prima pagina della Verità, sono invece stati risarciti a spese dello Stato 50.000 euro da dividersi tra il figlio e la sorella del povero commerciante. Insomma, ai parenti dei rapinatori che assaltarono il negozio di Mario Roggero a Grinzane e Cavour, e poi analizzeremo questo caso, la Verità oggi lo affronta, vedete qui, no, a pagina 2, con anche l'intervento di Bignami, la condanna di Roggero, i giudici applicano male la legge. Ebbene, lì pensate, in quel caso, lui poi, Mario Roggero, era stato minacciato, erano state minacciate moglie e figlia dell'orefice, è stato concesso a loro, ai parenti dei rapinatori che hanno assaltato il negozio, sono stati concessi questi importi di risarcimento, cioè 480.000 euro, 10 volte di più di quello stabilito per gli eredi di Veronesi. Ecco, vi rendete conto che allora a questo punto viene ovviamente da domandarsi: ma è ancora giustizia? Si può ancora chiamare così? Ma attenzione, oltre a essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito i malavitosi, sparando e uccidendone 2, Roggero dovrà mettere mano ancor di più al portafoglio per pagare le spese legali e per soddisfare poi le richieste delle famiglie dei banditi, che ovviamente richieste presenteranno in sede civile. Nel processo che si è appena concluso avevano avanzato pretese per quasi 3 milioni e c'è da giurare che una volta incassato l'assegno da quasi mezzo milione pretenderanno il resto. In pratica, per aver reagito all'assalto, sentite qui, il gioielliere di Grinzane Cavour finirà sul lastrico e con lui la sua famiglia. Io sono la vera vittima, dice nelle interviste, e questa è forse la sua vera colpa. Invece di tacere e di presentarsi in tribunale con il ciglio umido chiedendo perdono, Roggero continua a sostenere di aver reagito per legittima difesa. La moglie e la figlia erano minacciate e lui stesso si era visto puntare un'arma, difficile dargli torto. E qui mi avvio alla conclusione. Ovviamente, come al solito il tempo, no, vola, incalza. E allora vedete, lui poi aggiunge, che ovviamente è lui la vittima, no, di tutta questa vicenda, perché per aver reagito ai rapinatori è stato condannato a quasi 15 anni e perché oltre a dover rimanere dietro le sbarre, e qui conclude Maurizio Belpietro, fino a quando avrà 85 anni ha visto andare in fumo il lavoro di una vita, il suo negozio, i suoi risparmi, la sua famiglia. Io non so se sia la legge a essere sbagliata oppure se siano i giudici ad averla applicata male. Sta di fatto che ora serve un provvedimento che tenga conto delle ragioni delle vittime e non di quelle dei delinquenti. Si può discutere finché si vuole, ma un gioielliere che ha reagito a una rapina non può finire in galera, nemmeno lo si può condannare a rimborsare i parenti di chi ha deciso di rapinarlo. Un malvivente che entra a armi in pugno in un negozio mette in conto di ammazzare una persona o di essere ammazzato. È lui ad accettare il rischio di finire sottoterra o di farci finire un innocente. Non si può arrovesciare la responsabilità su chi ha deciso di non arrendersi all'aggressione. Ed effettivamente poi la stessa giurisprudenza, sapete, no, ipotizza poi il dolo eventuale per chi entra, per esempio in una rapina, compie irruzione in un'abitazione, in una banca, eccetera, dolo eventuale di chi accetta questo costo, il rischio che si possa commettere un ulteriore reato più grave, per esempio proprio quello dell'omicidio. Ad Arezzo il tribunale ha riconosciuto la legittima difesa e questa è l'altra vicenda per cui, se vi ricordate, si era tanto interessata la Lega, poi infatti leggeremo qua anche commenti, per esempio, di Tiziana Nisini, di Matteo Salvini, di Roberto Vannacci, di Manfredi Potenti, cioè caso di questo vicino che si era visto praticamente attaccare la sua casa da una ruspa di questo albanese Gezim Dodoli. Lui era appunto a casa sua, Dodoli invece per, motivi appunto personali, di vendetta, si era avvicinato con una ruspa e aveva iniziato a distruggere un'intera parete, no, di questa casa del Sandro Mugnai, il quale ovviamente, proprio caso di scuola di legittima difesa, si era dovuto difendere e aveva dovuto poi sparare un colpo, contro di lui, ovviamente poi uccidendolo. E quindi figuriamoci, apriti cielo, un'altra vicenda giudiziaria, no, travagliata, per fortuna adesso è stata riconosciuta questa legittima difesa e ovviamente ci torniamo sul caso, ma, qui invece la vicenda di Grinzane Cavour, ripeto, rimane agghiacciante perché qui, appunto l'uomo che ha usato il fucile probabilmente non rischiava la vita, nel caso di questo furto, rapina alla gioielleria, ma si è sentito minacciato e ha pensato che anche i suoi familiari fossero a rischio e in questo caso
invece qui non ha vinto il buonsenso. In quello di Ruggero invece purtroppo, qui conclude amaramente Maurizio Belpietro, ha vinto la delinquenza. Ma in realtà però, in tutti e 2 i casi, si rischiava la vita perché immaginatevi, no, un attacco del genere, in un caso l'assalto con la ruspa, le pareti che iniziano a franare, è ovvio che si possa rischiare la vita, anzi, assolutamente, il bene vita è a rischio in una situazione del genere. Figuriamoci poi in una rapina, condotta appunto in una gioielleria, che cosa poi può aver provato, no, in quel contesto, Mario Roggero. E sulla vicenda, vedete, vi dicevo a pagina 2, i giudici applicano male la legge, interviene Bignami, questa norma è valida, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè la magistratura. Come al solito, no, commenteremmo noi. Il gioielliere non poteva sapere se la rapina fosse finita. Comunque se i delinquenti fossero stati a casa loro, e infatti vedete qui nella conclusione dell'articolo di Fabrizio Boschi viene spiegato questo passaggio. La reazione emotiva del commerciante, la paura per l'incolumità dei familiari sono attenuanti che non possono non essere considerate, sono attimi di terrore tremendi. Se vedi tua figlia minacciata con una pistola, tua moglie trascinata e sequestrata, come minimo entri nel panico. Intanto va detto quel che forse è così ovvio che qualcuno se n'è anche dimenticato, cioè che se i banditi appunto fossero stati a casa loro non sarebbe successo niente, prosegue Bignami. Poi penso che se Ruggero avesse avuto la certezza che quei banditi stavano fuggendo senza più tornare, magari non avrebbe nemmeno reagito così. Lo ha fatto, come ha detto lui, perché non sapeva e non poteva immaginare se poi avessero davvero finito, se invece volessero tornare indietro. Facile compiere previsioni a fatti già compiuti. Ma anche i rapinatori hanno i loro diritti? Viene domandato. Per carità, tutti i cittadini hanno i loro diritti, ma attenzione, se fai irruzione con un'arma in un negozio e minacci qualcuno, sei tu che decidi di mettere in discussione i tuoi diritti. Sulla severità della pena e sul risarcimento faraonico, sempre lo stesso Bignami è lapidario, c'è una proposta di legge, per esempio di Raffaele Speranzon, che propone di ridurre fino ad azzerare il risarcimento dovuto da chi è punito per eccesso colposo di legittima difesa. Chi lavora e protegge la propria vita non può essere trattato come un criminale. La giustizia deve tornare a distinguere tra chi aggredisce e chi si difende. E quindi questa è la proposta per non rifondere più i malviventi, e per verificare il pericolo attuale non si può stare lì con il cronometro, perché vi ricordate in questa vicenda i magistrati avevano rinfacciato questo, no, a Roggero, e cioè che poi alla fine fosse passato, intercorso questo lasso di tempo tra il momento proprio dell'aggressione, il momento dell'irruzione con la rapina e poi il momento della sua reazione. E quindi pene quasi dell'inferno per Mario Roggero, pensate 72 anni, vive queste pene da quasi 5 anni per essersi difeso dall'ennesima aggressione, perché poi ovviamente una sentenza qui giustamente è scritto che stravolge la realtà perché il commerciante diventa il colpevole e il bandito la vittima. E quindi qui era stata riconosciuta questa sproporzione tra difesa e offesa. Ma poi l'altro caso di cui ci stavamo occupando, nel quale appunto, vi stavo parlando, è appunto quello di Sandro Mugnai. Qui la casa la vedete che era stata attaccata dalla ruspa del vicino albanese, a destra una manifestazione di sostegno per l'uomo, quindi niente carcere per Sandro Mugnai, l'uomo che nell'Epifania del 2023 reagì sparando all'aggressione di un conoscente albanese, che tentava di buttargli giù la casa per delle banali ruggini. Fortunatamente ogni tanto i magistrati scelgono il buon senso, qui chiosa Fabio Amendolara. Uccise il vicino che l'attaccò in ruspa, assolto. Valutato il contesto, buio e isolato, oltre al poco tempo per allontanarsi, e Salvini che ha commentato: "Una persona per bene non andrà in galera, giusto così". E allora vi stavo dicendo perché qui il caso è stato subito ricondotto alla legittima difesa, quasi un caso da manuale per i giuristi, una formula tanto scolastica quanto raramente poi facile da dimostrare in un'aula di tribunale. E insomma, aule di tribunali che diventano delle bolge infernali per il cittadino normale. La giurisprudenza richiede il rispetto di criteri stringenti: attualità del pericolo, necessità della reazione e proporzione. La sentenza mette un punto a un procedimento che ha riletto passo dopo passo la notte in cui l'albanese entrò nel piazzale di casa Mugnai mentre la famiglia era riunita per la cena dell'Epifania. Quindi immaginatevi la scena, e uno deve stare pure a dimostrare, no, che subendo un'aggressione simile
si stia effettivamente difendendo, si stia legittimamente difendendo. Prima sfogò la ruspa sulle auto parcheggiate, poi diresse il mezzo contro l'abitazione sfondando una parte della parete. La procura ha sostenuto che pur di fronte a un'aggressione reale e grave, l'esito mortale poteva essere evitato. Il nodo centrale era se Mugnai avesse alternative non letali. Per la PM Taddei, quella reazione scaturita da banali ruggini con il vicino aveva superato il limite della proporzione. Pensate, i difensori, gli avvocati Piero Melani Graverini e Marzia Lelli, invece hanno martellato sul concetto di piena legittima difesa, richiamando il contesto: buio, zona isolata, quello, no, che stavamo leggendo qui dal virgolettato, panico dentro casa, il tutto precipitato in soli 6 minuti, nei quali secondo gli avvocati non esisteva alcuna alternativa per proteggere i propri cari. Durante le udienze si è battuto molto sul fattore tempo ed è stata dimostrata l'impossibilità di fuga, e nel dibattimento sono stati ascoltati anche i familiari della vittima, costituiti parte civile e rappresentati dall'avvocato Francesca Cotani. E poi in aula, quello che vi stavo anticipando, c'era molta gente e anche la politica ha fatto sentire la sua presenza. La deputata della Lega Tiziana Nisini e Cristiano Romani, esponente del movimento Il Mondo al Contrario del generale Roberto Vannacci. Entrambi si sono schierati pubblicamente con Mugnai. Nel paese c'erano anche state delle fiaccolate e manifestazioni di solidarietà per l'artigiano. Il fascicolo era passato attraverso momenti tortuosi. Un primo giudice non aveva accolto la richiesta di condanna a 2 anni e 8 mesi e aveva disposto ulteriori accertamenti sull'ipotesi di omicidio volontario. Poi è stata disposta la scarcerazione di Mugnai. E insomma vi dicevo anche, vi leggevo le altre, dichiarazioni a commento di questa vicenda. Mugnai poi commosso che ha affermato: "Ho sparato per salvare la pelle a me e ai miei cari. Non potrò dimenticare quello che è successo. Ora spero che possa cominciare una vita diversa. 3 anni difficili, pesanti, detenzione preventiva compresa. Oggi è un giorno di giustizia, ma la battaglia non è finita", commenta il generale Vannacci, il quale ha dichiarato: "Mugnai ha compiuto ciò che qualunque padre, marito, figlio potrebbe compiere davanti a un'aggressione brutale. È una vittoria di buon senso, ma anche un segnale perché in Italia c'è ancora troppo da realizzare per difendere le vere vittime, quelle finite sotto processo solo perché hanno scelto di salvarsi la vita. E mentre oggi festeggiamo questo risultato, non possiamo dimenticare chi non ha avuto la stessa sorte. È appunto il caso di Mario Roggero, stavamo dicendo prima, gioielliere piemontese condannato a 15 anni per aver difeso la propria attività da una rapina. La difesa è sempre legittima e anche in questo caso, grazie a una legge fortemente voluta e approvata dalla Lega, una persona per bene che ha difeso se stesso e la sua famiglia non andrà in carcere. Bene così, rivendica appunto il segretario del Carroccio Matteo Salvini. Questa sentenza dimostra come la norma sulla legittima difesa tuteli i cittadini che si trovano costretti a reagire di fronte a minacce reali e gravi. Ha precisato il senatore leghista, componente della Commissione Giustizia, Manfredi Potenti. La vita di Sandro Mugnai ricomincia adesso fuori dall'aula, ma con la consapevolezza che per salvare se stesso e la sua famiglia ha dovuto sparare e poi aspettare quasi 3 anni perché qualcuno glielo riconoscesse. Ecco perché, no, questi iter tortuosi, complessi, questi iter giudiziari, per riconoscere quello che apparirebbe, come dicono, con un latinismo ai giuristi, ictu oculi, cioè evidentemente, manifestamente, tutto molto chiaro, tutto appunto dicevamo riconducibile a un caso di scuola, proprio da manuale di legittima difesa. Eppure, c'è servito tutto questo. Ma tornando indietro un secondo, qui a pagina 2 sempre della Verità, vedete un'altra, analisi di queste vicende o comunque di tutta questa serie di giurisprudenze, di casi che ricorrono super risarcimenti solo ai banditi, di casi in cui la vittima poi addirittura viene pure colpevolizzata. Quindi ai familiari dei malintenzionati uccisi a Grinzane e Cavour riconosciuto un indennizzo di 480.000 €. Per i morti sul lavoro invece lo Stato concede poco più di 12.000 €. 14 anni e 9 mesi di carcere e mezzo milione di risarcimento. Questo è il prezzo da pagare, dicevamo, per Mario Roggero, questa la pena inflitta a chi non ha ricevuto la protezione e la sicurezza che gli sarebbe spettata di diritto. Il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, appunto durante una rapina nel suo negozio, uccise 2 banditi e ne ferì un terzo, oggi inevitabilmente è chiamato a pagare per le sue azioni. E però a questo punto ci si chiede se tutto questo non sia un errore, un abbaglio, perché
Ciò che più stupisce di tutto questo, più per esempio della severità della pena, qui aggiunge Flaminia Camilletti, sono anche le sue proporzioni, perché mentre a Roggero spetta il carcere, ai delinquenti e alle loro famiglie andranno migliaia di euro di risarcimenti. Pensate, avevano chiesto, come avevamo detto prima, quasi 3 milioni, per la precisione 2.885.000 euro, gliene sono stati riconosciuti comunque 480.000, quasi no, mezzo milione di euro. L'uomo però aveva già versato 300.000 euro non dovuti ai congiunti dei suoi assalitori. Per reperire tutti questi denari ha dovuto svendere 2 appartamenti di proprietà sua e dei suoi fratelli, una delle 2 era la casa in cui era cresciuto. Come già scritto su queste colonne, si tratta di una beffa tragica per chi ha subito una rapina e che per essersi difeso ne subisce un'altra ancora. A questi denari vanno aggiunti altri 300.000 euro di spese legali, peritali, mediche, che non sono bastate a mitigare la sentenza monito di 17 anni in primo grado, come l'ha definita il procuratore capo di Asti. E sì, definita addirittura da lui stesso la sentenza monito, no, perché ovviamente bisogna rieducare il cittadino comune, no, fargli credere che non si può difendere da solo e deve magari aspettare, la manna dal cielo, chissà, da una magistratura che dobbiamo vedere quando è che finalmente si mostra inflessibile con questi criminali. Non un monito, ma il presagio della condanna in secondo grado che gli ha visto attribuire una diminuzione di pena di 2 anni e poco più. Eppure nel mondo dell'assurdo, il mondo proprio al rovescio, al contrario, in cui viviamo, ai familiari di chi muore sul lavoro vanno appena 12.000 €. Proprio così. Ad esser precisi si parla di un versamento una tantum di questo importo qui, 12.342,84 € e anche questi 84 centesimi. Una cifra versata dall'INAIL che cambia ogni anno perché è rivalutata dal Ministero del Lavoro in base all'inflazione, quindi in base alla variazione dei prezzi al consumo, dell'indice noto, no, che sapete. Di questo si devono accontentare le famiglie di chi perde la vita lavorando onestamente, mentre chi ruba e muore per questo può far arrivare ai propri cari anche mezzo milione di euro. Bel messaggio che si rivolge ai familiari delle 784 persone morte sul lavoro solo quest'anno, nel 2025, che sapete appunto ancora non volge al termine. Ai coniugi superstiti spetta poi il 50% dello stipendio del proprio caro, ai figli appena il 20%. Considerato che statisticamente a morire sul lavoro non ci sono grossi dirigenti, ma più che altro operai, si può dire che a queste persone già travolte dal dolore non arrivano che pochi spicci. E insomma, vicende veramente agghiaccianti. Io vedo che voi avete anche mandato dei messaggi su questo tema. Prima ho visto per esempio, questo messaggio è pazzesco che ladri e rapinatori siano trattati meglio delle loro vittime e che venga loro concesso un risarcimento danni come se fossero vittime sul lavoro. Questo appunto uno dei tanti scandali, no, e qui conclude Flaminia Camilletti: "Anche i rapinatori uccisi da Roggero avevano dei familiari, certo anche loro hanno diritto a soffrire per le loro perdite, ma se il valore di una morte si dovesse o potesse contare non con i denari, verrebbe da pensare che per la giustizia italiana ha più valore la vita di un criminale che quella di un lavoratore onesto." Anche qui una conclusione amara e beffarda, ma alla fine che, veramente fotografa quella che è la realtà. Tornando qui sulla prima pagina della Verità, ci arriva anche un altro messaggio, ecco, sempre su questo tema, lo firma Marco, vedete: "Caro Scemia, sai qual è il problema? Che non giriamo armati e che ogni tanto non facciamo fuori, uno di questi che" caspita Marco, qui io mi sarei dovuto censurare, l'ho iniziato a leggere, vabbè. Vedresti come cambiano le cose, come cambia la situazione. E Marco, qui, lo sai, come ti dicevo devo censurare, però effettivamente poi le persone, arrivano ad una situazione, no, di malessere, di sfogo, che ovviamente poi non deve assolutamente varcare quella soglia della violenza. Diverso il caso qui, per esempio del gioielliere di Grinzane Cavour, o abbiamo visto anche, no, nel caso che abbiamo appena commentato, proprio qui con l'articolo di Fabio Amendolaro, cioè di Sandro Mugnai. E se non è legittima difesa quella per cui uno sta cercando di salvare la propria vita, la vita dei propri familiari, e oltretutto in un contesto del genere, pensate anche, no, nella rapina, che ha subito Mario Roggero, c'era una situazione poi anche di forte stress, visto che lui aveva già subito anche altre rapine, quindi era quasi inevitabile, no, quella reazione.
e quindi si può capire poi il malessere, lo sfogo dei tanti cittadini comuni che a un certo punto dicono veramente basta, così non se ne può più, ma ovviamente mai varcare quella soglia, mai poi dar ragione a chi continua poi a mantenere questo stato di cose che è veramente indecorosamente giusto, per cui poi alla fine le vittime vengono colpevolizzate e gli aggressori sono come al solito tutelati, coccolati. Prima pagina della Verità, perché poi c'è anche il caso della fiera Liberi Libri, vedete qui la campagna della più libri più liberi, gran successo dell'editore che la sinistra voleva cacciare, voleva censurare, e qui lo scrive Matteo Carnieletto che appunto sapete adesso collabora invece con la Verità. La campagna della stampa di sinistra e degli Intellò non fa che riempire lo stand della casa editrice identitaria Passaggio al Bosco, contro la quale hanno manifestato anche 4 gatti del PD. Avevate sentito tutte le polemiche, anche poi l'appello firmato da tanti, addirittura dallo stesso Barbero, di questo se ne occupa anche Nicola Porro oggi per Il Giornale. Allora andiamo intanto a prenderlo, così passiamo già sulla prima pagina quest'altra testata, vedo oltretutto che sono le 8:28, così prima della pausa. Vedete oggi Il Giornale che si dedica anche ai rapporti tra Hamas e Albanese, e la Francesca Albanese. Questo è l'articolo che è firmato proprio da Sorrentino e Biloslavo, a pagina 2 e 3 vengono fuori tutti questi intrecci e poi ovviamente ci torniamo. Spuntano anche i quattrini per i viaggi, la passionaria ONU che attacca il giornale, ma il video la smentisce. Lei che appunto si sentiva comunque con esponenti, con funzionari, dirigenti di Hamas, Fratelli d'Italia che accusa lei inaffidabile. E poi quello che vi stavo dicendo a proposito della censura attuata dai sinistri, qui il commento proprio di Nicola Porro, la povertà culturale, ed è lo sfogo proprio sia su Francesca Albanese e sia sullo stesso Barbero, perché qui, ecco ve lo leggo un attimo prima della pausa, poi ci ritorniamo, lui esordisce Porro scrivendo: "Il caso di Francesca Albanese non è Francesca Albanese. L'Italia è piena di maestrini sostanzialmente antisemiti. I migliaia urlano dal fiume al mare, non comprendendo cosa voglia dire. Il caso di Francesca Albanese è piuttosto il favoloso credito che ha ricevuto dalle istituzioni, sindaci, politici, parlamentari, presidenti degli ordini degli avvocati, università, rettori. A luglio, quando il sindaco di Bari apriva la strada alla santificazione laica della maestrina, ho preso e me ne sono andato da una città che amo." E chi vi parla ve lo può testimoniare perché era lì alla ripartenza di Porro e ha visto proprio la sua reazione quando il sindaco di Bari stava lì a glorificare la Francesca Albanese. Era già tutto scritto. La giurista, precisiamo la non avvocata, come scrive Riccardo Puglisi, le aveva già dette tutte su Israele, Hamas e sul nostro Occidente colonialista. Era stato appunto tutto un pontificare. Erano anni che conoscevamo il pensiero estremista dell'Albanese. Ma a proposito di passaggio al bosco, qui prosegue, vedete, Nicola Porro scrivendo: "Chiuso il capitolo albanese, oggi si apre quello Barbero, storico e icona della sinistra colta che non si vergogna di sostenere i buoni ideali di giustizia e uguaglianza del comunismo da cui proviene. Anche Barbero però si porta bene, può aderire con zero calcare, no, dico zero calcare, alla violenta censura di una casa editrice, di una manifestazione che si chiama Più libri e più liberi, senza far ridere tutti, anzi convincendo della bontà di questa posizione un sindaco accorto come Gualtieri. Dicono che la Meloni non abbia una classe dirigente, i suoi avversari hanno la pluricittadina albanese e il censore Barbero e si sentono superiori. Una gigantesca pernacchia si meriterebbero." E questa l'ironia e il sarcasmo appunto di Nicola Porro a conclusione del suo articolo. Ma sono già le 8:31, quindi Natalia chiedo a te a questo punto se facciamo la pausa, ci ritroviamo fra pochissimo, magari facciamo già partire anche la nostra intervista sul tema della remigrazione. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa. È protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia,
una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care Scette, cari Siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza né la qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, che Alberto, l'olio bulvo è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora, prima di lanciare l'intervista, siccome abbiamo sentito prima, no, il jingle del Quotidiano di Sicilia, volevo segnalarvi anche qui l'editoriale di Carlo Alberto Tregua. Vedete, dalla prima pagina oggi del Quotidiano di Sicilia, Trump che molla l'Ucraina, Zelensky che recita l'ultima scena. Insomma, qui Carlo Alberto Tregua giustamente sostiene, ma è ancora il momento per l'Unione Europea, no, di rimanere impantanata in questa guerra, di continuare a inviare armi e a volere altre guerre. Infatti sarebbe indispensabile che il senso di realismo unito al buon senso finalmente portassero l'Unione Europea a capire che non c'è più spazio proprio per lanciare guerre, anche perché non ci sono più risorse finanziarie proprio che possano consentire all'Ucraina di resistere ancora per mesi e mesi. Trump ormai ripete come un disco rotto che lui non intende più finanziare una guerra che non è la propria né del proprio paese, anzi aggiunge che se ci fosse stato lui al posto di Rimban Biden, secondo il Fatto Quotidiano, questa guerra non sarebbe mai scoppiata. E dobbiamo dargli ragione, perché siamo convinti che l'ex attore comico non avrebbe mai dato motivo a Putin di invadere l'Ucraina se ci fosse stato Trump. L'editoriale poi, vedete, prosegue qui a pagina 2 e ve lo zoomo un attimo perché se no non si vede, ecco, questo prima dell'intervista. Non si capisce però, qui si fa riferimento al quadro europeo, perché l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, continua ad alimentare il fuoco della guerra, anziché usare parole di pace per raggiungerla a ogni costo e il prima possibile. E infatti qui Carlo Alberto Tregua si scaglia anche contro lo stesso Cabo Dragone, appunto dopo questa intervista incendiaria che è stata rilasciata al Financial Times il 15 ottobre scorso e poi pubblicata il 2 dicembre, nella quale con parole di fuoco disegna uno scenario in cui la NATO e con essa l'Europa dovrebbe sferrare un attacco preventivo nei confronti della Russia. Insomma, come se alla fine poi non ci avesse insegnato nulla, no, la teoria della guerra preventiva di Bush nella seconda guerra del Golfo. Vi è un ultimo fatto di questi giorni che finalmente è pieno di buonsenso. L'Unione Europea nella sua pochezza aveva proposto di discutere un eventuale prestito di 140 miliardi da chiedere alla Banca Centrale Europea, cioè quella che stampa l'euro, da effettuarsi all'Ucraina non per ricostruirla, ma per alimentare la guerra. Dov'era l'inghippo? Nel fatto che veniva proposta una garanzia costituita dai beni russi congelati, cioè una delle sanzioni attuate improvvidamente dall'Unione Europea stessa. Ebbene, la BCE ha risposto immediatamente con toni molto duri che questa ipotesi è totalmente destituita di fondamento, in quanto contraria ai trattati, perché i beni russi, per quanto congelati, non sono disponibili da un punto di vista della loro proprietà e quindi nessuno può offrire l'impegno a garanzia a chi che sia. Il quadro è chiaro, solo chi vuol fare il cieco non lo vede, ma i falsi ciechi vanno mandati a rogo. E qui veramente caustico in chiusura Carlo Alberto Tregua.
già alle 8:37. Allora, siccome dura un pochino questa intervista, su 30 minuti, io direi di farla partire, Natalia, poi, magari nella pausa, nel break, tra le 9 e le 9:03 magari riusciamo anche, non so, ad interromperla un attimo. Ma comunque noi ci ritroviamo fra pochissimo. Intanto questa intervista sul tema della remigrazione condotta da me e Matteo De Sio a Max Ferrari, vi ricorderete, già direttore di Telepadania. A fra pochissimo. Allora oggi sono con noi di Radio Libertà Max Ferrari, già direttore di Telepadania. Max, grazie per essere con noi, è davvero un privilegio poterti avere come ospite. Grazie a voi, è sempre un piacere tornare su queste onde. Grazie Max e grazie a Matteo De Sio, come sapete, conduttore su Radio Libertà del programma Te la ridò io l'America, il lunedì mattina. Grazie sempre Matteo per la tua partecipazione. Grazie a te Pier per l'opportunità. Grazie, grazie. Allora Max, vengo da te perché come anticipato oggi affrontiamo questo tema della remigrazione, un'idea che è stata giudicata fino a poco tempo fa come un tabù e ora invece è divenuta la parola d'ordine per la Lega, ma non solo. Insomma, gli stranieri che delinquono e che non rispettano le nostre regole devono essere espulsi e rimandati nei loro paesi. E la vera urgenza è proprio la difesa delle nostre frontiere, no? Visti tanti e gravi reati che commettono questi immigrati, spesso irregolari, poi qualche giudice anche insolitamente clemente nei loro confronti. Qualche giorno fa, per esempio, il tribunale di Ascoli ha assolto un 25enne del Gambia che aveva staccato a morsi la falange di una poliziotta e ha ritenuto questo immigrato incapace di intendere e di volere. Di certo la priorità, Max, non può essere lo scudo spaziale di Crosetto. Sì, la questione della remigrazione è stata introdotta, anche se pochissimi lo sanno, con una leggera, diciamo, differenza nella parola da Jean-Marie Le Pen. Io me lo ricordo durante le prime rivolte, la prima vera guerra civile all'interno dei confini francesi nel 2005, quando ci fu la rivolta delle banlieue, quindi la rivolta delle periferie, che poi sono periferie per modo di dire, perché si parla di cittadine a pochissimi chilometri dal pieno centro di Parigi. Ecco, io mi ricordo che intervistai Jean-Marie Le Pen e diceva: siamo in una situazione di pre-guerra civile, tra una quindicina d'anni scoppierà la guerra civile, e ci aveva visto giusto, e perché ormai la situazione in alcuni paesi, tipo il Belgio, che io ho sempre chiamato Belgistan, la Francia, la Svezia, è proprio quella di pre-guerra civile, e lui disse: bisogna fare un renversement dell'immigrazione, cioè reinvertire il corso dell'immigrazione. Oggi se ne parla tantissimo, io credo di essere stato uno dei primissimi giornalisti a parlare di remigrazione già 3 anni fa, quando nessuno conosceva nemmeno il termine. E che cos'è la remigrazione? Dipende un po' dalle scuole di pensiero. A Gallarate, tu ti ricorderai, Pier Vittorio, c'è stato tutto questo can-can incredibile scatenato dalle sinistre, perché un gruppo di giovani, io oso dire di bravi giovani provenienti da tutta l'Europa, si sono riuniti qualche mese fa a Gallarate, in quel teatro, nel Teatro Condominio, per discutere di che cos'è la remigrazione. Perché sono tanti i modi di intenderla, è un neologismo, una nuova parola. Per me e per la Lega la remigrazione è il riportare a casa loro, non chissà dove, non chissà quale situazione di sconvolgimento, di deportazione. Vedi, in inglese tu citavi Trump, Matteo mi dici è un esperto di America, quindi saprà bene che la parola usata in inglese e in inglese americano per dire diciamo così espulsione è deportation, che suona un po' come deportazione, che è un po' duro, no, come vocabolo, perché io ti posso deportare chissà dove. Invece la remigrazione è una cosa molto piana, molto dolce, cioè io ti riporto a casa tua, se tu non hai impedimenti, se tu non sei veramente un perseguitato politico, se tu veramente non rischi la pelle, cioè e sei qui clandestinamente e sei qui a fare reati e sei qui a fare il criminale, io ti rispedisco a casa tua.
E questa è la remigrazione di cui parla la Lega. Non c'entrano niente le questioni di razza, di etnia, di religione. Queste sono tutte stupidaggini che si è inventata la sinistra. I giornali di sinistra hanno scritto, cioè quasi tutti, hanno scritto che a Gallarate si parlava di remigrazione dei non bianchi. Ma chi lo ha detto? Ma queste sono stupidaggini assolute. Io ero lì in veste di giornalista, c'erano un sacco di giornalisti, ci sono le registrazioni da ascoltare. Se qualcuno avesse detto qualcosa del genere, sarebbe finito come minimo sotto processo. Si è parlato di remigrazione dei criminali e eventualmente remigrazione dei clandestini. Voi sapete bene che purtroppo in Italia la clandestinità non è più un reato, questa è una follia tutta italiana, e comunque si è parlato di questa casistica. Si parla anche in Lega, giustamente, mi pare che se ne stanno occupando Iezzi e altri nostri deputati, della remigrazione di coloro a cui, dopo aver commesso dei gravissimi crimini, oggi lo si può fare solo per il terrorismo, si toglie la nazionalità e queste persone vengono rispedite là da dove provengono, in quei paesi di cui hanno tantissima nostalgia. Quindi non è un'operazione brutale, li si rimanda in quei paesi di cui loro hanno tantissima nostalgia, che ritengono migliori del nostro, e da cui provengono. Tornano da mamma e papà, non è che vanno a finire chissà in quale calderone infernale. Quindi questa è la remigrazione. Poi c'è chi parla in Europa anche di remigrazione, quindi reimpatrio, di coloro che non si sono assimilati. Qui è più difficile onestamente, perché come fai a dire, allora premettiamo che l'assimilazione, cioè il similarsi alla cultura che ti accoglie, è la vera integrazione. E non lo dico io, non lo dice una persona di estrema destra, lo dice lo stesso Macron. Dice l'assimilazione è l'unico modo per ottenere la vera integrazione. Chi non è assimilato, chi non segue la light culture, cioè la cultura guida, che non è un termine nazista, ma è un termine che ha introdotto Angela Merkel, quindi una democristiana tedesca, non si integra. E allora a questo punto ci sono delle scuole di pensiero che dice: se non sei integrato e sei portatore di una cultura ostile, alternativa, non ti vuoi integrare, potresti essere remigrato. Questo lo dice per esempio il Partito Socialdemocratico danese, cioè un partito che sta a sinistra ed è alleato del PD, è alleato del PD in Europa. Ma questo non lo dice la Lega. La Lega non si spinge fino a questo, perché poi è difficile dire chi è assimilato, chi non è assimilato. Mi pare che oggi in Italia chi parla di remigrazione dica vanno remigrati coloro che si comportano male, i criminali, e vanno remigrati eventualmente, io credo che sia giusto, i clandestini. Mi sembra una cosa assolutamente logica, incontrastabile e incontestabile. Assolutamente sì. E infatti dicevamo, questo no, dovrebbe essere il buon senso di un legislatore, e invece adesso, anche per la difesa, no, dei confini delle frontiere, e invece, come ti chiedevo, sembra che la necessità sia adesso quella soltanto di uno scudo spaziale, o comunque di difendersi da questo pericolo russo, insomma, incombente. E infatti, Matteo, qui un'altra differenza, vero, della Lega rispetto ad altri partiti, ecco. Esatto, una Lega che continua nella sua idea politica di pace, quella vera, non quella del Movimento 5 Stelle, che anzi ci vuole asservita a una potenza straniera, non quella del PD, che invece vuole una spesa per le armi esagerata e fuori tempo massimo, perché ormai la guerra fredda è finita e la guerra, tra l'altro, non si fa più con le munizioni, con i carri armati da tenere nei magazzini, ma si fa in altri modi, per cui ci vuole anche una preparazione economica. Infatti la guerra è anche qualcosa che la Lega vuole far smettere in Ucraina e non vuole far sabotare il piano di pace che ha ideato Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, che purtroppo è stato tanto contestato inutilmente da una sinistra europea che ha perso il filo del discorso a livello mondiale e non capisce che oramai non conta più nulla per gli altri paesi. Purtroppo a noi italiani può continuare a fare danni, ma nel resto del mondo la sinistra europea non conta più nulla.
Ecco Ma Max, io tu infatti come la pensi? ma vorrei aggiungere che vedo sempre più spesso quando penso a Crosetto, al ministro Crosetto, penso a lui come al ministro della guerra e non al ministro della difesa. Sapete che in alcuni paesi la posizione di Crosetto è la posizione del ministro della guerra, in altri paesi che sono che sono più pacifisti, no? Come il nostro, si chiama ministro della difesa. Io però onestamente quando sento Crosetto dire leviamo i militari dalle strade, perché servono a fare altro, e questo fare altro sarebbero delle prestazioni belliche in situazioni belligeranti, non lo capisco perché, torniamo al punto di prima, la guerra noi ce l'abbiamo in casa. Il problema non è una potenziale invasione russa. 3 anni fa si parlava di uno sbarco russo a Pescara, cioè delle cose Sì. folli. Adesso si parla di attacchi spaziali russi, di droni, che sono chiaramente tutte delle stupidaggini, ma non perché i russi siano buoni, ci amino, ma la storia ci dice che i russi saranno pure cattivissimi, cattivissimi, pericolosissimi, ma non ci hanno mai attaccato. Quindi la storia ci dice questo. Sono lontanissimi geograficamente e non hanno né la forza, vediamo che non riescono a conquistare nemmeno il Donbass, dove pure c'è una fortissima minoranza russa, ma non hanno neppure gli uomini. Cioè, chi sa un po' di storia sa benissimo che la Russia ha tentato e ha realizzato una colonizzazione interna importantissima in Siberia, negli Urali, ai confini con la Cina, eccetera, ma poi non è mai riuscita, al di là della città di Vladivostok e poche altre città, non è mai riuscita a popolare quei territori, tant'è che oggi i russi temono che un giorno, molto presto, quei territori della Russia asiatica siano occupati dalla Cina. Quindi, se già i russi non riescono a colonizzare i loro territori, ma come possiamo pensare che possano venire qui a invadere l'Italia, a colonizzare l'Italia? Sono delle cretinate assolute, non ci credono più nemmeno i polacchi. La destra polacca, che fa capo al presidente Nawrocki e non a Tusk, che è il premier ed è amico della von der Leyen, della Mogherini, di tutta quella gente lì. Ecco, la destra polacca, Confederazia, i nostri alleati, non credono nemmeno loro ad una invasione russa. E parliamo della Polonia che sta al confine, no? Con la Russia, con la sua exclave di Kaliningrad, eccetera. Figuriamoci come possiamo noi credere a questa stupidaggine dell'invasione russa in Italia. E lo ripeto, non perché io non ho nulla né contro i russi né contro gli ucraini. Ho amici di tutte e due le nazioni e mi dispiace che l'Europa abbia spinto affinché queste due nazioni splendide si siano scontrate. Io ho la mia teoria, no? È una guerra fatta per falcidiare l'ultima gioventù sana, e parlo della gioventù ucraina e della gioventù russa, che avrebbe potuto opporsi, magari anche in maniera energica, all'invasione che arriva da sud. Noi oggi abbiamo un'invasione vera che arriva da sud, che arriva dalla sponda nordafricana e africana del Mediterraneo, e abbiamo le nostre città che sono percorse da criminali, da clandestini, che non arrivano dalla Russia, e quindi stiamo a parlare in una situazione in cui abbiamo il nemico fuori dall'uscio di casa, già presente e che continua ad arrivare in forze. Noi parliamo di scudo spaziale, ma per fare che? Cioè, è una follia. Crosetto parla di levare i militari dalle strade per metterli a fare che? E qualcuno potrebbe dire, ma il compito dei militari è quello di salvaguardare i confini. Beh, allora che si faccia il blocco navale. Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni promettendo il blocco navale e poi subito dopo aver vinto le elezioni ha scoperto che non si può più fare. E perché il confine orientale, quello con la Slovenia, non è presidiato come era presidiato non 200 anni fa, ma ai tempi in cui ero giovane, in cui c'erano le caserme in Friuli Venezia Giulia, in cui il confine era presidiato quasi metro per metro. Oggi invece arrivano clandestini da tutto il mondo. Voi pensate che i magrebini fanno dei video su tutti i social in cui mostrano quanto sia facile entrare non attraverso le traversate via mare, che sono molto perigliose, sono molto pericolose, ma volando a Istanbul, e da Istanbul attraversando i Balcani
questo lo ha documentato anche la nostra eurodeputata Cisint, si arriva al confine con il Friuli Venezia Giulia e da lì si entra. Ecco, dove sono i nostri militari? E non ce l'ho con i militari, ma con coloro che dovrebbero dire ai militari dove stare, no? Quindi voglio dire, leviamo i militari dalle strade per fare che? Per presidiare i confini? No. Per fare il blocco navale? No. E allora per fare che? Per fare la guerra alla Russia? No, grazie. Anche perché, come avete detto giustamente voi, siamo oggi in un momento in cui il presidente Trump, grazie anche alla mediazione di alcuni volenterosi come l'ungherese Orban e altri, stanno cercando di portare a casa la pace, così come hanno fatto in Medio Oriente, e noi abbiamo persone che tutti i giorni, di notte e di giorno, sfilano la tela che sta tessendo il presidente Trump con altri che vogliono la pace anziché la guerra. Eh sì, è assurdo. Ma poi invece Max, ecco, una delle altre obiezioni che si sente spesso dalla sinistra a proposito sempre del tema dell'immigrazione, no? Qualcuno sostiene che questa Lega di Salvini sia in discontinuità con la Lega di Bossi, ecco, però proprio quella Lega, ritornando ecco sul tema dell'immigrazione, non si stancava di ripetere lo slogan padroni a casa nostra e quindi si opponeva fieramente all'invasione, ossia ad un'immigrazione selvaggia. Tant'è vero che proprio per questa opposizione della Lega all'immigrazione incontrollata, oltre che all'islamizzazione in Europa, alcuni partiti autonomisti, pensiamo ai baschi, ai catalani, agli scozzesi, rifiutavano questa alleanza con Bossi. Però la difesa della propria identità passa anche e soprattutto, come dicevi te, dalla salvaguardia dei propri confini, e ora la Lega è alleata in Europa di tanti partiti che vogliono tutelare l'identità di queste piccole patrie, quindi pensiamo agli alleati fiamminghi, olandesi, ungheresi, austriaci. Ma guarda, io ho vissuto, essendo militante della Lega dal 1989 ed essendomi sempre occupato di politica estera, ho vissuto tutte le fasi che hai citato tu. Io mi ricordo benissimo la nostra naturale simpatia, soprattutto del segretario federale Bossi, il fondatore della Lega, nei confronti dei baschi, dei catalani, degli scozzesi, dei tanti tentativi che noi abbiamo fatto di avvicinamento a queste realtà, gli irlandesi, dello Sinn Féin, ci hanno sempre rifiutato perché questi partiti autonomisti, che erano quelli, diciamo, che avevano più consensi allora, perché poi c'erano anche dei partiti autonomisti, diciamo così, tendenti a destra, come il Partito Nazionale Basco, Platforma de Catalunya, però erano a quel tempo più deboli. Ecco, questi partiti autonomisti che andavano per la maggiore erano tutti tendenti a sinistra e erano tutti pro migrazione, cosa che a noi onestamente non interessava. Ognuno a casa propria può fare quello che vuole, per noi non era una linea di discrimine, ci andavano bene lo stesso. Ma loro non accettavano la Lega perché dicevano che l'essere contro la migrazione di massa era qualcosa di estrema destra e a loro non andava bene. Questa è una follia, perché noi abbiamo sempre detto che sì, l'autonomia, ma l'autonomia la devo fare anche in un posto dove comunque io in qualche maniera sono il padrone di casa, la mia cultura è la cultura dominante, la cultura guida, perché se io devo avere domani la Lombardia autonoma, dove però la religione dominante è l'Islam e dove l'80% degli abitanti sono di religione musulmana, beh, allora siamo non nella Lombardia autonoma, ma nel califfato autonomo di Lombardia. E questa cosa onestamente credo che la maggior parte dei leghisti non interessi. Cioè, Assolutamente, sì, è sì. abbastanza evidente, scusa se ti interrompo, chi va a Barcellona ha visto la trasformazione della città. La Catalunya ha un grado di autonomia molto elevato, ma allo stesso tempo c'è un non controllo della migrazione che è molto più alta rispetto ad altre regioni della Spagna, che fa sì che ormai ci siano alcune zone totalmente fuori controllo. La stessa cosa accade in Scozia, la stessa cosa è accaduta e sta accadendo in Irlanda, dove il Sinn Féin, il partito che da sempre porta avanti la bandiera dell'indipendenza dell'Irlanda prima e del Nord Irlanda oggi, si è trasformato in un partito migrazionista, e il risultato è che le nuove leve
autonomiste e indipendentiste, l'avrete visto negli ultimi giorni, si sono ribellate alla leadership wokista, pro-islamista, eccetera, e hanno preso una linea che si può definire di destra, si sono presentati addirittura in TV incappucciati. Queste sono derive estreme, naturalmente non ci interessano, però per dire che quando poi si va troppo all'estrema sinistra, quando si prendono i voti definendosi autonomisti e federalisti e poi invece si è meramente migrazionisti, alla fine la gente se ne accorge, perché padrone a casa nostra vuol dire anche mantenere la nostra cultura. Quindi secondo me, e chiudo su questa domanda, la Lega oggi si trova in Europa con i migliori alleati possibili, anche perché siamo alleati di realtà identitarie di paesi che io definisco piccole patrie, che sono molto simili alla Lombardia. Noi abbiamo oggi una regione, io adesso parlo di Lombardia perché sono lombardo, stiamo parlando di questo, no? Ma parliamo anche di Veneto. L'Austria ha 8 milioni di abitanti, noi siamo alleati dell'FPÖ, che è il partito, non è al governo purtroppo per una serie di boicottaggi attuati dalla sinistra, ma è il partito guida, ed è il partito guida di un paese molto simile alle nostre regioni per dimensioni. Siamo alleati dei fiamminghi, che hanno una storia esattamente uguale, direi identica a quella della Lega. Siamo alleati degli olandesi, parliamo anche lì di una piccola nazione. Quindi insomma abbiamo trovato degli alleati che la vedono esattamente come noi. E vorrei ricordare, io seguo molto le vicende della Corsica, una regione che è stata totalmente dimenticata da Roma, in maniera credo veramente strana, e anche dalla destra, no? Dalla destra italiana, che ha abbandonato completamente ogni riferimento culturale all'isola. Si parla di cultura perché i corsi sono comunque italofoni, ormai quasi non più, ma da un punto di vista culturale lo sono. Ecco, gli identitari corsi, che erano storicamente di sinistra, è sempre stato un movimento di sinistra quello identitario, perché è di natura proletaria, eccetera, negli ultimi tempi si stanno girando a destra. A me non piace molto usare le categorie sinistra-destra, però almeno ci capiamo. E c'è questo partito nuovo che si chiama Mossa Palatina, il cui leader è Nicola Battini, loro lo chiamano Battini, i francesi, sta diventando popolare anche a Parigi, che ha fatto un'alleanza che è una novità assoluta tra il suo partito, che si chiama Mossa Palatina, che è un partito autonomista corso, e il partito di Bardella, di Le Pen, e si chiama questa coalizione, che si presenterà alle prossime elezioni di Bastia e della Corsica, Unione dei Patrioti, dove dice: noi patrioti corsi siamo per l'autonomia, per il mantenimento della lingua corsa, della nostra identità culturale, eccetera, eccetera. Però non possiamo fare alleanza con la sinistra, perché la sinistra vuole riempire anche la Corsica, così come ha già fatto con la Francia continentale, di immigrati che portano culture totalmente alternative e ostili alla nostra, e noi non lo vogliamo. Quindi c'è questa interessantissima, anche in un paese super centralista come la Francia, c'è questa interessantissima alleanza che va a rompere un po' tutti gli schemi e che va molto nella direzione che piace a noi. Quindi io direi che noi, da un punto di vista diciamo così, delle alleanze in Europa, non potevamo andare a cascare meglio. Quando sento parlare di alleanze innaturali, credo che, ecco, chi lo dice non capisce nulla onestamente di politica e di geopolitica. Gli alleati che abbiamo oggi sono gli alleati più calibrati e più idonei alla nostra natura, alla nostra politica, al nostro voler fare le cose. E infatti, a proposito di alleati proprio naturali, ultimissima domanda, vengo a te Matteo, forse l'alleato principale in Europa è chi, guarda caso, era prima nel Partito Popolare Europeo e adesso è diventato un riferimento per tutti i patrioti, e cioè Viktor Orban. Sì, perché lo hai citato come uno dei valorosi, hai citato anche la politica di essere padroni a casa nostra. Ecco, Viktor Orban è uno di quei politici che vuole essere giustamente padrone a casa propria, ed è anche il simbolo
di un'Europa che è stanca di vedersi calpestata le proprie tradizioni, ma anche la propria libertà personale, anche solo di poter uscire di casa, come capita a chi abita in una grande città, chi abita magari nella Milano di Sala, che la sera non si sa se poi si riesca a tornare a casa tutti interi. E quindi anche per te, Viktor Orban, oltre a essere un volenteroso, è anche un simbolo dell'Europa che funziona. Ma io conosco molto bene la realtà ungherese, ho recentemente scritto un editoriale un paio di settimane fa per uno dei maggiori quotidiani ungheresi e ho definito, questo è il mio vecchio pallino, io sono un vecchio fan, permettetemi, da bimbo leggevo Asterix, probabilmente oggi non lo legge più nessuno, però le persone di una certa età sanno di cosa sto parlando. E ho scritto che l'Ungheria di Orban mi ricorda l'ultimo villaggio gallico che resisteva all'avanzata dell'impero romano e ho chiamato Viktor Orban Victorix, una specie di Asterix, no? Perché lui sta facendo una sorta di miracolo politico. L'Ungheria è totalmente isolata, penalizzata, perseguitata da Bruxelles. Voi pensate che mentre la von der Leyen ha aperto l'Erasmus, cioè il progetto di scambio europeo tra studenti, a milioni di studenti, sedicenti studenti, cosiddetti studenti da tutto il Nord Africa, che potranno venire in Italia e in Europa a studiare, dicono loro. Ecco, mentre ha aperto a queste milioni e milioni di persone dal Nord Africa e dall'Africa, l'Unione Europea ha chiuso l'Erasmus, ha chiuso il progetto Erasmus agli studenti ungheresi. Loro non sono più ben accetti, pericolosissimi ungheresi. Allo stesso tempo agli ungheresi non viene permesso di fare l'Interrail, allo stesso tempo l'Unione Europea dà una multa di 1 milione di euro al giorno all'Ungheria. Per quale ragione? Perché l'Ungheria rifiuta la redistribuzione dei clandestini su suolo ungherese e fanno solo bene. E qualcuno dice, piegheremo l'Ungheria perché a furia di dare le multe, a furia di escluderle, eccetera, Orban si piegherà. Orban invece fa un ragionamento molto semplice. Lui dice, va bene, certamente pagare una multa di 1 milione di euro al giorno è un grosso fastidio. L'Ungheria è un paese che comunque non è ricchissimo. Però lui dice, a conti fatti, io quasi quasi spendo meno di altri paesi, per esempio l'Italia, dove altro che 1 milione al giorno, perché lui spende 1 milione al giorno, ma alla fine la sua è una nazione tranquilla, dove nulla succede, dove gli investitori americani, cinesi, un po' da tutto il mondo stanno arrivando, coreani per esempio, visto degli investimenti enormi dei sudcoreani, stanno arrivando perché è un paese ritenuto stabile, molto sicuro, eccetera. Quindi da un lato lui spende questo 1 milione al giorno, ma pensiamo quanto spendiamo invece noi. Sì, noi non paghiamo la multa di 1 milione al giorno, ma quanto spendiamo per mantenere le orde di clandestini che ci sono da noi, a cui paghiamo persino, diamo la paghetta, no? Paghiamo di tutto di più, sono un peso enorme sulla nostra sanità, sul nostro sistema di welfare, quindi sul sistema dei servizi sociali, per non parlare poi del grande numero di costoro, parlo dei clandestini, che delinquono, e quindi oltre al costo vivo dal punto di vista economico c'è un costo sociale enorme. Quindi alla fine chi spende di più? Spende di più Orban, che viene multato dalla von der Leyen, o spendiamo molto ma molto di più noi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della sicurezza e della disintegrazione sociale? Io credo che alla fine sia molto più conveniente fare come Orban, che paga la multa. Orban poi, devo dire, è molto bravo perché è riuscito a coinvolgere in questa sua ribellione contro la dittatura europea, quella che Bossi chiamava l'Unione Sovietica Europea, altri stati che magari
sono piccoli, non sono così importanti come potrebbe essere l'Italia, che è un paese importante, no, dal punto di vista economico e demografico. Lui però ha coinvolto la Slovacchia, la Cechia, molto l'Austria. Quando l'Austria avrà finalmente un governo con la FPÖ, l'Austria entrerà a far parte di Visegrad, la Slovenia, ha buoni rapporti con i serbi. Certo, parliamo di piccole nazioni. Credo che infatti il grande cruccio di Orban sia il fatto che l'Italia, pur avendo un governo che molti in Europa definiscono di destra, noi sappiamo che è un governo di centro-destra, non di destra, ecco, l'Italia non sia pienamente schierata sulle posizioni di Orban. Questo purtroppo perché la Lega, sappiamo, è uno dei 3 componenti del governo. Se il governo fosse leghista, noi credo che saremmo totalmente sulle posizioni di Viktor Orban. Purtroppo sappiamo bene che invece c'è una grande ostilità nei confronti di Orban da parte di persone che non ne fanno mistero, come gli esponenti di Forza Italia. Tajani ha sempre parlato in termini piuttosto critici dell'Ungheria, persino nel caso della Salis, ma anche in Fratelli d'Italia sappiamo bene che gli ungheresi non sono visti come il modello. Credo che quindi Orban stia facendo quello che può, nel senso che l'Ungheria è una nazione di 8-9 milioni di persone, non è una potenza economica, ma lo stesso resiste. Lui investe i soldi che noi investiamo nel mantenimento dei migranti clandestini, lui li investe nelle famiglie ungheresi, li investe negli asili, nelle scuole, dà la 14ª agli impiegati, la casa per chi ha 3 figli sostanzialmente viene pagata dallo Stato, lo stesso l'automobile, le tasse per le donne, l'IRPEF viene totalmente azzerata per le donne a partire dal secondo figlio. Insomma, queste sono le cose che a mio avviso si dovrebbero fare in Europa quando si parla di rivitalizzare la natalità, che non vuol dire portare milioni di giovani maschi dall'Africa. Questo non è questo è rivitalizzare qualcos'altro, non la natalità. Chiaro, chiarissimo. E allora veramente grazie Max, perché hai acceso questi riflettori, no, sul tema della remigrazione, sei stato veramente uno dei primissimi e speriamo veramente che cambi qualcosa in certa opinione pubblica, perché vediamo che è un'opinione pubblica purtroppo un po' accecata da questo furore ideologico, no, immigrazionista. E allora grazie Ma anche è a Matteo. difficile Sì. perché, chiudo, è difficile perché a parte media come il vostro, come Radio Libertà e pochi altri, i media, il panorama mediatico lo sappiamo è totalmente migrazionista e quindi la gente purtroppo lì si abbevera, anche se il duro scontro con la realtà, devo dire, sta aprendo gli occhi a molti. Infatti, e speriamo che non sia poi un tragico risveglio, ma che si possa intervenire in tempo prima che sia troppo tardi. Quindi veramente grazie ancora e speriamo davvero di riaverti presto. E grazie ancora a te, Grazie Matteo. a voi, è stato un piacere. Grazie Max e grazie Pier, grazie mille. Grazie. Ciao. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora avete sentito questa intervista che abbiamo tenuto a Max Ferrari. Noi ritorniamo per completare questa seconda parte di rassegna stampa e ritorniamo proprio sul giornale con l'editoriale e la riflessione di Tommaso Cerno. Sapete, no, dell'avvicendamento Daniele Capezzone adesso alla guida del Tempo e Cerno invece del giornale, propaganda a sua insaputa, e si torna a parlare proprio ovviamente di Francesca Albanese. Non rispondono mai, sono allergici alle domande, però selezionano i libri adatti ai festival e censurano gli altri. Un rogo senza fiamme che si alimenta di wok e ideologia, e Francesca Albanese non può che essere l'eroina di questa sinistra, la passionaria che simpatizza per i terroristi di Hamas, che ci tiene le conferenze insieme, che si fa riprendere nei video, che esorta le milizie a resistere dopo che il 7 ottobre è stato cancellato dalla memoria dell'Italia e gli ebrei tornano ad aver paura.
ma quando il giornale lo pubblica risponde come rispondono nelle sette. Io non conoscevo le persone con cui stavo parlando. Peccato che, come abbiamo documentato, quelle persone sono leader di Hamas e l'hanno presentata al loro pubblico globale in lingua araba prima del suo intervento, perché la conoscono e come? Perché a loro fa comodo la sua propaganda nella fragile democrazia italiana, dove si confonde la democrazia con la sottomissione all'islamismo. Oggi raccontiamo i viaggi della guru dell'ONU, i finanziamenti per organizzarli, nel silenzio di una sinistra ormai collusa a questo progetto che non censura nemmeno le grida proprio di questa le grida sessiste della FIOM contro Giorgia Meloni, perché questo è un altro caso, no? Avete sentito gli insulti che sono stati rivolti alla premier Meloni durante questa manifestazione della FIOM. Ma poi questa sinistra che predica femminismo e gender dalla mattina alla sera. E allora, come anticipato, vedete qui tutto l'analisi, il dossier di Francesca Albanese, gli elogi dei fondamentalisti, apprezzata perché trasmette con professionalità e obiettività la dura realtà della Palestina. Quel viaggio da $20.000 finanziato dai gruppi filo Hamas, qui siamo a pagina 2 del giornale di oggi. La relatrice dice che il tour in Australia e Nuova Zelanda è stato pagato dall'ONU, ma senza produrre le ricevute. L'invito dalle associazioni che esaltavano appunto Sinvar. Vedete l'articolo di Biloslavo e Giulia Sorrentino. Insomma, il 28 novembre 2022, come ha raccontato il giornale nell'edizione di ieri, Albanese partecipava in videoconferenza a un convegno a Gaza sul blocco israeliano della Striscia, un convegno organizzato da Hamas. La conferma è del giornalista palestinese Ashraf Shanno di Press TV, che segue l'evento e realizza un servizio. La neonominata spiega che esiste un diritto di opporsi a questa occupazione e naturalmente questo è un percorso difficile perché porta alla questione della resistenza legittima. Come sapete, la comunità internazionale non è ben disposta, soprattutto nel momento attuale, verso qualsiasi forma di resistenza non pacifica. Al convegno c'è anche Basem Naim che nel servizio di Press TV parla in inglese e nel sottopancia viene presentato come alto funzionario di Hamas. Un altro esponente di spicco del gruppo armato è Ghazi Hamad, ex viceministro degli esteri di Hamas, che ha preso la parola nella conferenza e in seguito dichiarerà che il 7 ottobre si ripeterà. Quindi pensate con quali soggetti l'albanese è intervenuta e ha interloquito. E infatti poi qui nella conclusione, no, si spiega, in marzo e luglio 2024 sul sito web del gruppo armato e attraverso l'agenzia stampa affiliata, Shebab poi tesse altri elogi. L'albanese, Hamas ha affermato che le dichiarazioni della relatrice delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi, Francesca Albanese, secondo cui ci sono prove sufficienti che l'esercito criminale di occupazione sionista abbia commesso genocidio, insomma i soliti luoghi comuni che abbiamo ascoltato in questi mesi, rappresentano un ulteriore riconoscimento da parte di un alto funzionario delle Nazioni Unite. Ma poco prima del 7 ottobre Naim, che aveva partecipato al convegno a Gaza con Albanese l'anno prima, esprime il suo apprezzamento per la relatrice per aver trasmesso la dolorosa e dura realtà nei territori palestinesi con obiettività o professionalità. Insomma, questi tutti i rapporti, no, che lei ha intrecciato proprio con il gruppo di Hamas, e poi rimane questo mistero del viaggio dell'albanese in Australia e Nuova Zelanda, che stavamo dicendo. Le spese per $20.000 sarebbero state coperte, secondo quindi questa ONG che è accreditata all'ONU, cioè UN Watch, sarebbero state pagate proprio da gruppi pro-Pal vicini ad Hamas. Ma Albanese ha sempre sostenuto che non ha niente da nascondere, il viaggio in Australia è stato pagato dalle Nazioni Unite. Il comitato dell'ONU, che doveva compiere chiarezza, l'ha assolta pur ammettendo che non si trattava di una visita ufficiale. I dubbi però rimangono, ma anche se le spese fossero state coperte dall'ONU, il tour era organizzato da gruppi pro-Pal filo Hamas e il viaggio è durato dal 9 al 22 novembre 2023 in Australia e Nuova Zelanda, paesi che non sono collegati al mandato proprio di rapporteur speciale. I Propal di AFOP hanno dichiarato di aver sponsorizzato e supportato il tour e quindi anche qui ulteriori rapporti. Lei ci attacca ma non smentisce, lei l'albanese, i suoi amici estremisti islamici la smascherano, inaffidabile secondo Fratelli d'Italia. Lei che sostiene l'albanese di essere vittima di un killeraggio, non sapevo chi c'era a questo convegno, ma la TV di Gaza ha ribadito fu un summit di Hamas e qui nel video vedete la relazione di Francesca Albanese alla Kermesse di Gaza dove sono presenti molti leader dei gruppi terroristici della Jihad islamica.
la sinistra, qui una manifestazione pro-PAL in Australia. Lei, la relatrice ONU, sul suo profilo Facebook che scrive: la conferenza era organizzata da ONG palestinese a Gaza, Council of Foreign Relations, con tanto di logo dell'autorità palestinese in cima al programma. Ma certo, collegandomi da remoto, io, così come gli altri ospiti internazionali, non avevo alcuna idea di chi ci fosse poi in sala. Ma non si tratta di una banale ONG palestinese come lei vuole farci credere. Infatti viene descritta da Press TV non solo come un ente di Hamas. Il Consiglio per le relazioni internazionali di Hamas ha tenuto una conferenza internazionale sull'impatto del blocco israeliano e l'evento mira a far luce sul paralizzante blocco imposto da Israele ai danni di oltre 2 milioni di palestinesi che vivono nella striscia di Gaza. Insomma, possibile che lei non conosca, qui si chiede giustamente, no, il giornale, ve lo sto leggendo da pagina 3, possibile che lei non conoscesse nessuno di quelli che stavano partecipando lì? Possibile appunto che è in questo contesto in cui si ritrova a intervenire e lei non è a conoscenza? In aggiunta, l'associazione non governativa Go Monitor afferma che nel novembre 2022 l'Albanese ha partecipato a una conferenza organizzata dal Council of International Relations Palestine, un organismo di Hamas riconosciuto come tale da diverse fonti e presieduto dal dirigente di Hamas Bassem Naim. E alla conferenza, guarda caso, chi c'era? C'erano anche il portavoce di Hamas Abdul Latif Kanu, il membro di spicco della Jihad islamica palestinese. Sapete, la Jihad islamica è l'altro gruppo integralista religioso, un concorrente, no, con Hamas, ma comunque sempre espressione di questo fondamentalismo e integralismo. E appunto il membro di spicco della Jihad islamica palestinese Kader Habib e il vice segretario generale del FIPLP Maher Mezer. Il terrorismo palestinese, insomma, tutto al completo. Però lei, invece di rispondere nel merito, l'albanese accusa il giornale di killeraggio nei suoi confronti e, come se non bastasse, nel medesimo post in cui dice che è il giornale a diffamarla, si esprime in modo sconcertante sulla resistenza e sull'11 settembre, dicendo che oggi siamo nell'era del post 11 settembre e la resistenza viene spesso e volentieri stigmatizzata e assimilata al terrorismo. Quindi, secondo lei, chi deve resistere a uno stato di cose politico, una situazione che non accetta, deve ricorrere a attentati terroristici come quello dell'11 settembre. Questo vogliamo capire, le chiediamo. E comunque, ho ricordato in quell'occasione, come faccio sempre, aggiunge l'albanese, la resistenza è legittima fino a che si concentra su obiettivi militari e non civili. E invece questi atti che sono stati chiamati di resistenza, l'abbiamo visto sia con l'11 settembre che con il 7 ottobre, si sono concentrati quasi esclusivamente, anzi totalmente, su obiettivi civili. Io però adesso, prima di chiudere questa parte, di completare la nostra rassegna stampa, intanto vi porto sulla prima pagina del Corriere di oggi, perché l'altro grande tema è quello che della giornata è la nuova dottrina Trump con questo attacco all'Europa. Vedete i titoloni del Corriere, preoccupato, l'attacco shock di Trump all'Europa, cambi o rischi la cancellazione della sua civiltà. La Meloni che ribadisce la UE sia capace di difendersi da sola, il documento sulla strategia nazionale, l'idea di passare a Bruxelles il controllo NATO entro il 2027, Francia colpi contro i droni. E ci ha stupito, no, questo documento degli Stati Uniti, ma nemmeno più di tanto, perché vi ricorderete il discorso che aveva tenuto a Monaco Vance, il vicepresidente americano, in cui aveva strigliato l'Europa, e una nuova strigliata appunto è venuta da questo documento. E io ve lo leggo perché è molto eloquente anche a proposito della crisi che sta attraversando l'Europa e tocca punti che abbiamo affrontato spesso, no? Ovviamente su queste onde l'abbiamo toccati prima, anche avete sentito nelle dichiarazioni proprio le risposte di Max Ferrari su tutte queste questioni, e infatti qui sono enucleati questi temi. Vedete, l'Europa cambi o scomparirà, il colpo di Trump agli alleati. I punti principali, il nuovo focus, il cortile di casa. In un documento pubblicato ieri la Casa Bianca delinea le sue priorità che guardano soprattutto al continente americano, le accuse all'Unione Europea sul declino. Il documento parla del declino europeo e indica l'Unione Europea come una delle cause, invita a coltivare la resistenza alla traiettoria che l'Europa sta tenendo. Superiorità bellica sulla Cina rivale, attenzione anche sulla Cina, è una priorità scoraggiare una guerra su Taiwan, idealmente mantenendo la superiorità militare. Ma che cosa viene rinfacciato all'Unione Europea?
sentite, ecco, alcuni dei commenti più duri ad alcuni alleati proprio in Europa. Prima si scrive appunto che bisogna ristabilire una stabilità strategica con la Russia, come pure consentire la ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra, perché possa sopravvivere come Stato. Ma questi punti son critici, riguardano proprio l'Unione Europea. L'amministrazione Trump si trova in disaccordo con i funzionari europei che mantengono aspettative irrealistiche per la guerra, arroccati in governi instabili di minoranza, molti dei quali calpestano i principi basilari della democrazia per sopprimere l'opposizione. Un'ampia maggioranza in Europa vuole la pace, ma questo desiderio non si traduce in politica. Ma scusate, ma non è la verità? Come è schierata l'opinione pubblica in Europa che chiede la pace, vuole che si ponga fine a questo macello, a questa strage che è proprio alle porte dell'Europa. E un bersaglio particolare è appunto proprio la struttura governativa, no, del continente, l'Unione Europea, perché tra le questioni più rilevanti che affronta l'Europa ci sono le attività dell'Unione Europea e di altri organismi transnazionali che minano le libertà politiche e la sovranità. Le politiche migratorie che stanno trasformando il continente e creando conflitti, e qui l'abbiamo detto e ridetto, no, di questa immigrazione di massa che stravolge proprio la geografia, la demografia del continente, la censura della libertà di espressione e la soppressione dell'opposizione politica. Vedete quello che sta succedendo nel Regno Unito di Starmer, dove basta un post che magari critica l'invasione, l'immigrazione selvaggia, si passa per razzisti, si viene condannati, oppure come certi partiti antisistema in Germania, AfD, vengono sistematicamente boicottati, perseguiti, il crollo delle nascite e la perdita di identità nazionale. È una critica velata ai tentativi anche di limitare l'influenza dei partiti di destra con la censura. Si suggerisce anche che le migrazioni cambieranno in modo fondamentale l'identità europea, al punto plausibilmente da danneggiare l'alleanza con gli Stati Uniti. Ma non è la verità. Non è forse quello che sta già accadendo da anni? E qui invece il Corriere della Sera sembra quasi, no, sconvolto da queste parole. Qui l'articolo di Viviana Mazza. Ma allora alle 9:24 noi dobbiamo chiudere, però ho visto che sono arrivati tantissimi messaggi a commento anche di quello che ci siamo detti sulla remigrazione. E allora Natalia, chiedo a te, magari ne leggiamo alcuni e se riusciamo a far partire anche velocissimamente il video per gli auguri ironici che ha rivolto un consigliere comunale della Lega di Gallese, Edoardo Ciocchetti, proprio alla sindaca di Genova Salis per il presepe. Vi ricordate la querelle, lei che lo voleva levare dagli uffici comunali. Allora facciamo così, visto che sono già le 9:25, magari questo video, questa chicca ce la teniamo per la prossima rassegna stampa. Io vi leggo soltanto, ecco, uno dei pochissimi, ecco, questi messaggi, ne sono arrivati tanti, poi magari ci ritorniamo la prossima volta. Remigrazione d'accordo, ma bisogna anche seguire la protezione dei confini. Okay, remigrazione, ma sarebbe meglio non farli partire dal loro paese. Questo ce lo scrive Elena, segretaria di sezione Crocetta del Montello. Ha voglia di rimpatriare almeno i delinquenti? Hanno già deciso tanti anni fa che gli stati interessati non rivogliono i clandestini fuoriusciti dal paese. E poi ancora, credo che con la remigrazione solo per i delinquenti e i clandestini non risolveremo certo il problema dell'islamizzazione della nostra società. Siamo solo all'inizio, come sempre, e non c'è più tempo per noi. Dani da Como. E invece siamo ancora in tempo, l'abbiamo detto, dobbiamo svegliarci, dobbiamo evitare di continuare a dormire, a muoverci, e infatti anche tutte le proposte della Lega in questo senso, come per esempio quella del proprio permesso di soggiorno a punti, o anche la proposta sui Maranza, sono in questa direzione. E allora 9:26, a questo punto Natalia dobbiamo chiudere. Io ringrazio te per la pazienza, per l'aiuto, ringrazio tutti voi per l'ascolto, per i messaggi, poi ci torneremo, e allora veramente ancora buona continuazione qui su Radio Libertà con i nostri programmi, e mi raccomando, rimanete sempre liberi, forti e senza paura. Buon fine settimana. Avete ascoltato la rassegna stampa. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi.